Ah, mezzitilina si è fatta nel metto, insieme che mi parte in Vigo, quando mio marito mi sono maritata, autramente sono stata sempre nel metto, ho giocato, sono cresciuta qui, voilà. La gioventù era buona, era sana. Mica come va, è avuto una gioventù formidevole qui. Eravamo numerosi, andavamo a scuola, quando sortivamo da scuola facevamo un sciruere, dopo giocavamo, ci ritrovavamo tutti insieme. È stata veramente una bella gioventù. Ciò che regretto che la gente non si conosce più. Ognuno sta in sé, invece che innanzi ognuno si riunisce e spartiano ciò che dittaviano. Sicuro erano mica pezzitetti, ma i parenti erano i ruri che ci volevano che dovevano lavorare, ma a cogliere la livi, andare sotto le lecce a fare, dunque sotto la livi ci volevano annittarli, dopo ci volevano riunirli in casa. Ma i giovani hanno avuto una buona gioventù. La corsa che oggi ha bisogno di cambiare. Perché? Perché non c'è più che costruzioni che impietano a tutto e voilà, dunque, non c'è più il profitto che conta. Io sono un po' pessimista. Perché, visto ciò che si passa, gioventù non ce n'è più, il poco che c'è non si sa più ritrovare in ciò che era innanzi. La gioventù ci vuole cominciare a riflettere un po' prima che di trovare un lavoro, perché senza lavoro non si può fare nulla. E di cercare di lagare un po' di telefono un po' accanto e via un po' con la gente, discutere con la gente.